Benvenuti a bentornati sul canale di Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi finalmente speciale 100.000 iscritti su YouTube. Ma io non vedevo l'ora, voglio ringraziare dal primo all'ultimo per il costante supporto che mi date giorno dopo giorno, da 2 anni a questa parte. Veramente è un qualcosa di clamoroso ed io voglio ripagarvi regalandovi qualcosa di altrettanto speciale e clamoroso. Un evento mai visto prima sul web, su YouTube. Il Napoli Creators affronta per la prima volta la Nazionale Creators sul campo del Mian Sport Village qui a Quarto in Palio. C'è la prima edizione della Euronics Tufano Cup. Ovviamente non vedo l'ora ragazzi di cominciare questa partita. Già siete tanti qui a popolare il centro sportivo. Come sempre vi chiedo di lasciare un bel mi piace di supporto per questo contenuto, iscrivetevi ancora al canale per altri contenuti del genere, lasciatemi un bel commento e voglio, che dire, io non vedo l'ora di cominciare. Basta così Giovanni. Adesso parlo io. Tanto qui tutti lo sanno che io sono la voce ufficiale degli eventi del Napoli Creators. È vero, così mi hanno detto pure a me, poi non lo so. Va bene, dai, scherzi a parte. Come ti senti? Gran traguardo e grandissimo evento. Allora, mi sento un po' teso, sono molto emozionato, penso che si vede. Pure tu prima, off cam, mi hai detto che non mi hai mai visto così serio. Sì, sembro quasi professionista. Però ragazzi, ci sono dei momenti che mi prendono pure a me, dal punto di vista dell'emozione. Non so neppure io come ho messo in piedi questo evento, perché è grandissimo. Ho mosso mezza Italia, si può dire. Comunque gente da tutte le parti, infatti ringrazio anche la nazionale. Però mo ti devo lasciare, perché se no faccio tardi e viene pure a chiovere, Francesco. Qua ci penso io, allora, ci vediamo dopo. Ciao! Ok ragazzi, ci siamo. La partita tra Napoli Creators e Nazionale Creators durerà 90 minuti, 11 contro 11. Cambi liberi per entrambe le squadre. Ad arbitrare questo match sarà l'arbitro più grosso del web e speriamo che, come sempre, a vincere sia il divertimento. Io vengo a Napoli, convinto vada il caldo, trovo il freddo, fa più freddo qua che a Brescia. Com'è possibile? Jacopo! Vlog? Grande vlog Super Allan! Studiare la situazione. Vai! Come abbiamo detto in hotel, adesso facciamo un recap della formazione. 4-2-3-1 è un modulo che abbiamo già usato anche a Udine. Partiamo con Sere, Maui e la Maschera come difensori centrali, Lazza e Lezzi come terzini, Roma Romero a fari mediani, Mannucci, Fiche, Boss e Crispo davanti. Quando impostiamo il gioco, partendo da dietro, cerchiamo di star larghi, cerchiamo di giocare a calcio, palla a terra, non facciamo lanci di 200 metri. Abbiamo 2 mediani, quindi sicuramente uno che viene incontro, i laterali larghi per ricevere palla. Se riusciamo, uno dei 2 centrali, in questo caso Maui, che può andare a salirmi anche fino alla 3/4, cerchiamo di tenere dietro, se lui sale, un blocco di 3, che sia Lazza, che sia Maschera, che sia Dezzi o uno dei 2 mediani, cerchiamo di tenere comunque 3 uomini pronti dietro in caso di ripartenza avversaria. Attacchiamo 4-2-3-1, difendiamo invece 4-4-2. Fiche e Boss scendono sulle 2 fasce e componiamo una linea da 4, in modo tale da essere il più compatti possibili quando perdiamo palla. Allora ragazzi, per me è una partita importante come potete immaginare, perché sto giocando contro la mia famiglia. Però come ha detto Paolo, ok che è una partita, ok che è un amichevole, però ragazzi vincere fa sempre bene, soprattutto anche che è tanto tempo che non giochiamo una partita ufficiale nazionale creator, quindi è importante tornare col botto, quindi con la vittoria. Loro sono molto bravi, li conosciamo, io li conosco magari meglio, però sono convinto che con questa squadra, come scenderemo in campo, possiamo farli male. Detto questo, lascio la parola al mio amico, mio fratello, mi siete. E niente, concordo con tutto quello che ha detto Simone, va bene scherzare, ridere, tutto quanto, siamo qua appunto come ha detto Paolo, è una festa, e entriamo in campo, però cerchiamo di fare le cose seriamente. Andare in campo e fare i coglioni, quello no, questo non vorrei accadesse, ma in primis perché siamo ad esempio dei bambini e comunque perdere malamente
qua a Napoli se lo ricordano per tutta la vita, ragazzi. Che vuol dire che se torni a Napoli qua, la prossima volta ti dicono... Confermo. La prossima volta che qua torni a Napoli ti dicono ti ho massacrato. Confermo. Mi conferma, capito? Quindi va bene, festa, siamo amici, ci mancherebbe, si fa fallo, si dà la mano, ma in campo si fanno le cose fatte bene. Penso che, voglio dire, abbiamo cercato di fare il meglio possibile per fare in modo che appunto tutti quanti trovate il vostro spazio, come è giusto che sia in una giornata così importante. Sta tanta gente a vedere la partita e penso che, diciamo, l'intento nostro e di tutti quanti è quello di far vedere a che livello siamo, e secondo me non siamo proprio così messi male, al punto che affrontiamo comunque la nazionale, comunque voglio dire, anche loro ci terranno sicuramente a fare bene, sicuramente non possono perdere contro una squadra local. Penso che questo è lo stimolo più importante che abbiamo. Insomma, se ci mettiamo con la testa giusta, con l'attitudine giusta, con quello che dimostriamo le volte che stiamo facendo allenamento, che comunque ci sta sempre grande attenzione e grande impegno, e le volte che invece tutti i tornei che stiamo facendo, che li facciamo sempre con grandissima attenzione, purtroppo l'epilogo è sempre un poco triste. Oggi facciamo in modo che sia diverso, perché penso che è arrivato il momento, insomma, di festeggiare e di levarci una soddisfazione tutti quanti insieme. Quindi giochiamo con Dario in porta, a destra gioca Patrizio, a sinistra gioca Antonio, il mister, i due centrali li fanno Longobardo e Sciale. A centrocampo invece giochiamo con Matthew che fa il centrale, centrodestra gioca Oliva, centrosinistra Dorta o viceversa, come preferite voi due. Daniele viene a fare la mezza punta, insomma a fare un po' da raccordo, e davanti lasciamo Fius e Allan. Va bene? Grazie, allora vorrei un attimo ritornare serio, vi rubo giusto qualche secondo parlando di un discorso abbastanza serio. Purtroppo ultimamente c'è stato un brutto incidente, un brutto accaduto, ovvero del ragazzo Diego che purtroppo è venuto a mancare. Io totalmente a caso sono andato a vedere il suo profilo Instagram e ci seguiva. Io c'ho il freddo addosso, mi fa venire la pelle d'oca questa cosa. È stata una disgrazia, purtroppo ha 13 o 14 anni che non deve succedere. Nel dettaglio non so cosa sia successo, però mandiamo un abbraccio alla famiglia. Sono sicuro che dall'alto ci starà guardando e spero che dedicheremo questa vittoria anche a lui. Facciamolo anche per Super Allan che sta festeggiando i 100.000 iscritti con la, come dice lui, con la sua seconda famiglia, ma anche per me lo è ovviamente. E Giovanni per l'occasione fascia. Leggo a quello che ha detto prima Andrea del ragazzo, pure io ho visto che ci seguiva, sinceramente mi stava emozionando prima quando ha fatto il discorso, perché è brutto. Detto questo, ovviamente giocheremo anche per lui, già mi scuso per gli errori tecnici che farò in campo, perché qualcuno ci sarà, però capite anche l'emozione. Abituati alla fine. Capite anche l'emozione, ovviamente cercherò di trasformare l'emozione e la tensione in carica. Vinciamo contro la nazionale Creators. Mamma mia, ma quanta gente è venuta! Poi c'è la tribunetta alla piena, emozioni indescrivibili, mi stava quasi venendo da piangere nello spogliatoio, sincero, mi sono fermato poco a tempo, non ho ancora capito cosa ho messo in piedi, sincero. Siamo qui con i mister di Napoli Creators e Nazionale Creators. Mister, sciogliamo un po' il ghiaccio. Chi vince? E chi deve vincere secondo te, Francesco? Vinciamo noi. E chi deve vincere? Vincono loro. Sarà una bellissima partita e loro sono sicuramente avvantaggiati perché giocano in una cornice di pubblico incredibile. È bellissimo essere qui e quindi che vinca il migliore. Mister, ti chiedo, hai seguito il Napoli durante la Master League e la Master Cup, si sono misurati i ragazzi con squadre di ogni livello. Pensi che questo sia lo step finale per reputare il Napoli Creators una grande squadra? Beh, siamo tutti quanti curiosi di vederlo perché insomma
pensiamo di essere pronti a questo step, ci siamo preparati bene con i tornei che tu hai detto e oggi è l'appuntamento più importante perché insomma affrontare la nazionale è un onore, è un piacere enorme avere qua questa squadra così importante. Vogliamo farci trovare pronti, abbiamo lavorato per essere pronti, siamo pronti e niente, gli daremo filo da torcere. Mister, invece, come può vedere, Napoli ha accolto con grande fervore non solo il Napoli Creators ma anche la Nazionale Creators. Sensazioni, come vi ha accolto veramente questa città? Napoli è una città straordinaria, ce l'ha dimostrato diverse volte quando siamo venuti qua e quindi assolutamente è bellissimo poter partecipare a una partita del genere sapendo che c'è una squadra di casa, ma in verità anche noi ci sentiamo a casa qui, quindi è veramente bello e speriamo di ripagare tutti i ragazzini che sono venuti qui con un bellissimo spettacolo. Grazie mille e in bocca al lupo a entrambi allora. Grazie mille, Crepi. Ok Fius, con la premessa che tu possa giocare questa partita, penso che debba giocare questa partita perché diciamo che è sempre una scommessa questa cosa, hai anche giocato con la Nazionale Creators, come ti senti? Nemico? Amico? Io non sono italiano, il mister mi ha messo titolare. Io sono italiano e il mister non mi ha messo titolare. Luca, diciamo che sui social, sui canali, l'argomento Napoli nei tuoi contenuti è centralissimo. Ora, cosa ti senti di dire a Napoli? Allora io ringrazio perché sono stato accolto con un bellissimo coro, scemo scemo scemo, e ci tengo a dire che a priori quando vengo qui è sempre un'emozione, perché comunque è il minimo, potevano essere anche più cattivi, è quello che mi merito, è quello che io cerco e al di fuori degli scherzi è bellissimo essere qui, è un onore rappresentare la maglietta della nazionale italiana e Napoli ha un calore e un affetto che nessun'altra città ti dà. Quindi a priori grazie perché mi date contenuto a me e mi date affetto quando vengo, è un rapporto di amore e odio ricambiato. Sì. E nel caso in cui dovessi segnare l'esultanza? Vediamo se entro in campo prima di tutto. Ho in mente qualcosa di carino, anche se poi vabbè, ricordiamo qui a Napoli, come è giusto che sia, chi è veramente il più grande giocatore della storia del calcio, nonché l'unico e migliore, Cristiano Ronaldo. Sono d'accordo per la prima volta con Luca Ortelli. Buona serata ragazzi, forza Napoli e lo faremo, anche lo voglio dire di nuovo, lo faremo per te Diego. Un abbraccio a tutta la famiglia, forza Napoli e Nazionale Creators. Spesso per diventare una grande squadra devi puntare ai tuoi limiti e cercare di superarli, cercare di essere più forte. Ma non sai mai quanto sei forte, finché essere forte è l'unica scelta che hai. Buonasera amici di YouTube e bentornati a Napoli, questa è Napoli Creators contro Nazionale Creators. Un saluto da Cannu, buonasera a tutti quanti e andiamo subito con le formazioni con la Nazionale Creators che scende in campo con Sergei in porta, Lazza, Maui, Maschera e Dez in difesa, Lorenzo Roma e Romero davanti alla difesa, poi Mannucci, Fiche, Boss alle spalle di Crispo, a disposizione del mister Paolo Giovannini in panchina con il numero 2 Zinna, con il numero 4 Raimondi e con il numero 13 Ortelli. Risponde il Napoli Creators con Picardi in porta, Antò, Logobardo, Scialeboom e Chianese in difesa, poi linea 3 a centrocampo con Dorta, Matthew e Oliva, Napoletano, trequartista e davanti la coppia Fuse Gamer e Super Allan. A disposizione del mister Sergio Paolucci con il numero 2 Gala, con il numero 4 Massimo, con il numero 11 Costa, numero 27 Rapolla, numero 53 Iannace, numero 93 Mirko F e il numero 96 Fabio Di Mauro. Quindi siamo pronti, signori, siamo pronti per questa splendida partita, divertiamoci. Allora ragazzi, prima di cominciare questa partita facciamo come uno scambio di gagliardetti. Noi diamo la maglia della Napoli Creators al presidente E noi diamo la maglia della Nazionale Creator. Grazie. Capitano del Napoli Creator. Grazie, bellissima questa maglia. EYU! Perfetto, ragazzi, grazie mille a tutti, dal primo all'ultimo, che mi ha onorato della sua presenza, in realtà che ci ha onorato. Ci tenevo anche a ringraziare Euronics Stufano, che è il main sponsor. Qui c'è Mauro Runga e Ciro Cafarelli. Volevo dire innanzitutto cose che ti ha portato ad accettare questo progetto, perché poi fondamentalmente è un progetto, è un evento a tutti gli effetti. Giovanni, innanzitutto siamo noi a ringraziare te. Diciamo tecnicamente noi di Euronics Stufano siamo sempre vicini alle iniziative di carattere sportivo e soprattutto strizziamo l'occhio comunque a delle iniziative emergenti e per noi ecco, è stato veramente un piacere appoggiarti per la prima edizione del Euronics Stufano Cup. Buonasera a tutti, giusto due parole.
Allora, ho conosciuto Giovanni per la sua caparbietà e perseveranza. Vedo tanti giovani qui e quindi voglio dire a tutti voi di credere nei vostri sogni, proprio come ha fatto il mio amico Giovanni. E tutti coloro che sono qui su questo campo, che hanno creato un qualcosa dal nulla. Giovanni è passato dal chiedere le foto al suo idolo Allan ad organizzare tutto questo. Credete sempre in voi e non smettete mai di sognare. Grazie. Grazie Mauro. Un minuto di raccoglimento per il piccolo Diego che tragicamente è scomparso. Ragazzi, per me è un onore stasera, lo ripeto, è pure strano parlare così a tutti quanti voi, diamo tutto, il 100%, giochiamo anche e soprattutto per Diego, sono sincero e serio, sin dal primo istante, voglio coesi, aiutiamoci gli uni con gli altri, che il campo comunque è abbastanza grande, lo faccio per la prima volta, sarà un'emozione con tutto il pubblico dietro. E si parte con il Napoli che ridà il pallone perché Crispo ha passato il pallone direttamente al Napoli Creators. Maschera, palla in verticale, forse qui c'è fallo, no. Adesso possesso per il Napoli Creators, la palla subito splendida sul secondo palo per Fuse. Dorta, Antò. Qui Longobardo. Ottimo su Crispo. Matthew. Palla larga per Chianese. Cerca di giocare veloce, a due tocchi il Napoli che prova ad andare via adesso. Grande palla dentro. Però qui c'è la ottima diagonale di Dezzi. Palla lunga per il Fiche. Ecco Crispo. Mannucci. Poi Lorenzo Roma. E quindi adesso prova a salire Lazza. Viene fermato da Chianese. Ancora il numero 10, osannato poi dal pubblico. Longobardo che cerca largo Dorta, posizione regolare. Sempre Dorta, rientra sul destro. Palla morbidissima. Forse hanno chiesto un tocco, ma ottima la diagonale lì di Lazza. Adesso il rinvio di Sergei. Palla lunga per Mannucci che non ci arriva. Allora Chianese recupera però il numero 5. Attenzione adesso a Crispo che prova ad andare. Ancora Crispo. Occhio dall'altra parte. Deve provare ad arrivare il boss. Vediamo se punterà Antò 1 contro 1. Palla fuori. Ancora possesso per la nazionale Creators. Adesso la sponda. Poi la palla dentro. E qui sempre Chianese che è partito veramente molto bene. Il numero 10 del Napoli. Oliva. Ottimo il pallone però intercettato prima da Lazza. Poi attenzione qui con Super Allan che cerca il cambio gioco per nessuno ed è rimessa laterale. Attenzione a questo calcio di punizione con il cross che arriva. Poi la sponda di petto. La palla che rimane lì. C'è il tocco di mano. Ragazzi, ho toccato un pallone perché me l'ha passato Simone. Questa è un'ottima azione per la nazionale Creators. Adesso Sciale cerca la palla in verticale. Attenzione perché qui c'è il buco. Attenzione ancora con Napoletano. Prova ad andare il numero 29 al limite dell'area. Prova ancora ad andare il numero 29. Parte il tiro Sergei. Vediamo qui. Bravissimo qui Napoletano a liberarsi con il destro. Facile però la parata del numero 1. Cerca di coprire il pallone Mannucci, però alla fine riesce ad andare via adesso Matthew. Perdi il contrasto. Allora Crispo. Vediamo se si accende il numero 9. Prova ancora Crispo. Attenzione. Sempre in cost to cost. Bravissimo qui Sciale. Splendida entrata. Da come si sente anche dal pubblico. Tanto qui la palla è geniale per Napoletano. Prova ad uscire Sergei. E infatti vince 4-0 Napoli Creators. Pensate di superarlo. Fatti che mai, capito? Esattamente. Bravo. Poi adesso Fiche. Finta del tiro. Palla sul sinistro. Poi ancora Romero. Poi sempre Fiche.
Lazza. Occhio a Lorenzo Roma. Palla in verticale, c'è la sponda, poi attenzione Crispo, vediamo dall'altra parte se c'è il boss, la palla arriva a lui. Vediamo se punta l'uomo. Palla dietro, c'è il cross, subito di prima. Libera Sciale. Però ancora con la nazionale Creators, ma alla fine recupera il pallone Antò, bravissimo. E poi c'è fallo, calcio di punizione. Occhio a Matthew, recupera il pallone, poi palla in verticale, attenzione a Fuse, posizione regolare, Fuse! Incredibilmente fuori, all'11esimo la palla gol per il Napoli Creators. Sui piedi del capitano. Aveva tutta la porta chiuso troppo. Si rimane ancora 0-0. Cosa ne pensate nei commenti? Scrivete nei commenti che ne pensate. La verità, tu sei di Benevento. Stai zitto. Silenzio. Attenzione con Romero, che perde il pallone. Prova quindi ad andare il numero 45 Dorta, che abbiamo conosciuto il torneo della 12 ore. Attenzione di Dorta col sinistro. Palla fuori. Però ottima azione qui del numero 45 del Forza, Napoli. Ragazzi, noi ci prendiamo. Andiamoci bene. Raga, larghi. Qui ancora un errore. Poi attenzione con Napoletano, che fa scaldare i guanti a Sergei. Poi attenzione Fuse, palla al centro dell'area di rigore. La palla che però rimane lì con Lorenzo Roma, che recupera il pallone. Quindi adesso Lazza prova a salire, il numero 18 della Nazionale Creators. Bravo qui Sciale su Fiche. E qui vediamo ancora il destro di Napoletano. Facile però anche qui la parata per Sergei. Oh, ma è andato in duro pronto. È andato in duro. Un po'. Allora, secondo me qui Napoli ha fatto le sue solite cose. Cioè io direi che si può chiudere tutto e andare a casa. Guardiamo tutto, Oliva prova ad andare ancora il 21. Palla per Dorta, sbaglia lo stop, allora recupera qui Lorenzo Roma. Allora il pallone è buono per Fiche. Occhio a Fiche, la finta per il tiro per Crispo. Calcia male il numero 9, beccato un po' dal pubblico. Non sento niente. Occhio a provocare il numero 9. Ha combinato. Superallan ha dato praticamente l'assist al Figa. Poi attenzione qui Crispo, palla sul sinistro, poi sul destro, poi ancora Crispo e trova Picardi. Grande Dario, salva Dario. Enzo, dai la mano. Questa volta aveva preso la porta. E c'è l'ottima parata del numero 13. Attenzione qui con Sergei. Il rinvio, sempre Crispo. Recupera il pallone, poi attenzione con Mannucci, che alla fine riesce a dare il pallone sempre al numero 9. Occhio alla palla per Fiche, posizione regolare, sempre Fiche. Trattenuto, c'è calcio di punizione. E giallo per Chianesi al 20esimo. Solo questo. Comunque il bicipite dell'arbitro molto importante. Parte Crispo, la palla sulla barriera, poi ancora Crispo, palla fuori. Ci sta provando in tutti i modi. Il numero 9. Palla giù, palla a terra, giochiamo. Gira. Dai che andiamo, dai raga. Adesso palla in avanti, però c'è Napoletano che recupera il pallone, va col destro Sergei, però in due tempi, qui non precisissimo il numero 1. No. La mano portiere, Andrea. Non ci credo. Calcio d'angolo per il Napoli con Rapolla. Napoletano, grande aggancio, poi il tiro, la palla che rimane lì con Lorenzo Roma, poi ancora il tiro, stavolta credo di Sciale, sì. Pronostico?
2-1. Segnerà Superalla, 100%. Di Mauro. Palla per Chianese, spostato a sinistra, va subito via il numero 10. Chianese, palla dentro, c'è la palla deviata. E poi c'è un gol splendido, quello di Napoletano. Ed è 1-0. L'ha fatto! È mago! È il mago della fortuna! Napoli Creators. È suo! E gol! L'ha fatta! La rovesciata del Pipa! Pipita non perdona. Se non fa la rovesciata non è lui. Non viene proprio a giocare, cioè, capito? Che gran gol del numero 29, il giocatore veramente più in forma del Napoli Creators. Marchi di fabbrica, rovesciate. Questa vediamo sui panini il prossimo anno. Al 25esimo. Entrato anche Gala. Sempre il 29. Splendida palla per Gala. Attenzione ancora Gala. Col destro Sergei fa un miracolo sul numero 2. Ma come gioca però il 29? Come gioca qui il 29? C'è il cross. Palla sul secondo palo. C'è il colpo di testa. Molto molto tesa. Bellissima partita. Me l'aspettavo. Bella bella bella. Dai. Anche un bel ritmo per essere comunque sia una partita 11. Attenzione a Crispo. Adesso Fiche. 1 contro 1. Sempre Fiche. La finta, la magia del numero 10. Poi il tiro con il sinistro. Palla fuori. Si è rivisto però la Nazionale Creators adesso. Chianese. Gala. Rischia Gala. Attenzione adesso Fiche. Arriva anche Crispo. La palla è per lui. Crispo in area di rigore. Crispo. C'è Sciale. Alza un muro. Il numero 3 del Napoli Creators. Mannucci in verticale, c'è Crispo di tacco, splendida a cercare Fiche. Poi ancora palla per il boss in area di rigore. Il boss, palla per Picardi. Il tiro, ancora Picardi. Calma però, calma. Qui il tiro del boss e qui Picardi fa un'ottima parata, ma questa qui su Fiche eccezionale. Eccezionale il numero 13. Occhio al cambio gioco, Sciale, però la palla che non respinge benissimo. Occhio a Crispo, bellissima la finta questa volta, ma ancora via il numero 9. Crispo, palla sul fondo. Sta cercando in tutti i modi. Altra grande azione comunque sia del numero 9. Non precisissimo sotto porta. Follia. Dario che cosa ha preso? Dario! Altro che... Mamma mia, altro che... Courtois, porco Dio. Fondi Napoli. Mamma mia. Un fondi Napoli. Oliva. Cambio gioco millimetrico per Dorta. Vediamo se va l'1 contro 1. Occhio a Dorta. Rientra sul sinistro, contatto. E non c'è nulla. Palla sempre per Dorta. Va col sinistro Sergei. Qui forse c'è un controfallo enorme, però attenzione qui al Napoli che prova ancora a partire. Adesso contropiede per il Napoli. Sono praticamente da soli. Va Oliva. Il tocco per Mirko. 2-0 Napoli. Contropiede micidiale al 40esimo. Ed è 2-0 Napoli Creators. Tutto troppo facile per il Napoli che parte in contropiede. Qui Oliva, un cioccolatino per Mirko ed è 2-0. Matthew. Sempre Oliva. Sempre palla splendida a cercare, attenzione Enzo Costa in area di rigore. Ancora Costa. 3-0 dopo un minuto. Ed è 3-0 al primo tempo. Qui Sergei aveva anche toccato il pallone, aveva intuito perfettamente. Occhio qui a Rapola che
Quasi recupera il pallone, alla fine lo recupera Dorta. Praticamente non c'è nessuno in difesa. Dorta a palo. Occhio alla palla fuori dall'area di rigore. Lo serve Rapolla. Palla fuori con Costa. Oliva. Occhio al destro. Palla larga a cercare Gala. Il cross. Bella palla a cercare ancora Dorta. Però anche lui l'ha rovesciata. La palla fuori. Matthew. Finisce il primo tempo 3-0 per il Napoli. Buonasera. Siamo qui con Mirko F e Maui. Maui, parto da te. Napoli ha accolto in maniera molto calorosa la Nazionale Creators, ma al fischio di inizio il pubblico ha deciso da che parte stare. Possiamo dire che questa atmosfera vi ha leggermente condizionato? No, vabbè, ce lo aspettavamo, anzi, ti dico la verità, siamo arrivati, ci hanno fatto un'accoglienza davvero bellissima e ringrazio anzi tutta la gente di Napoli che è qua anche solo per un saluto e per una foto, quindi nulla contro i ragazzi di Napoli. Mirko invece autore del secondo gol, perché il Napoli Creators ha chiuso il primo tempo con il punteggio di 3-0. Possiamo dire che almeno fino al primo gol vostro è stata una partita anche abbastanza equilibrata. Forse l'essere cinici vi ha premiato un pochino di più rispetto alla Nazionale Creators. Come imposterete questo secondo tempo? Ma giocando uguale, ho visto che loro sono molto alti, l'ho detto anche a Maui, è un po' rischioso, però ci sta come tattica. Ho trovato il gol, sono contento, soprattutto per questo pubblico che è venuto a vederci. Secondo tempo vediamo, devono giocare tutti, dobbiamo divertirci in primis qui, nonostante al di là del risultato, quindi speriamo bene di divertirci, ecco, punto. Inizia il secondo tempo tra Napoli Creators e Nazionale Creators. Risultato di 3-0 per il Napoli. Quintato Chianese. Attenzione che anche qui c'è un recupero importante, ma partilla e tiro. Ma c'è Picardi. Calcio punizione, palla sul secondo palo. Arriva Crispo che la mette dentro. Napoletano. Ancora al cambio gioco. Cercare Super Allan. Viene recuperato però il pallone da Dezzi. Porta avanti lui. Vediamo se c'è ancora risposta della Nazionale Creators. Questa nel primo tempo è partita anche abbastanza bene. Sbagliamo troppi passaggi. Facciamo le cose difficili e le cose semplici, però il calcio è così. Bella palla morbida, cercare Crispo. Crispo col sinistro. Palla sul fondo. Figli miei, vi ho voluto bene. Cosa ce la faccio? Ma io calcetto. Bella raga. Vero? Sì, mo gli entro sul ginocchio. No. Già. No, già fatto. Ricordati che ho dei figli. Esatto. Sempre Dezzi. La sponda di Crispo. Attenzione, grande palla del Fighe, sempre per Crispo! Ed è tutto buono, 3-1, segna proprio lui, il numero 9. Dai. Qui splendida la palla del numero 10, Fiche. E questa volta non sbaglia. Simone Crispo, 3-1. Dai che li prendiamo raga, dai! Vediamo se adesso magari il gol può risvegliare qualcosa alla nazionale. Con Fiche. Occhio a Fiche col sinistro. Qui un po' forzato, ma è anche giusto. Ciao Macchio, devo uscire dopo mezz'ora, basta. Oggi punizione. C'è Maui. Il cross però è corto. Palla fuori, attenzione, Crispo! Sempre Dario Picardi. Sveglia! No, tu sbagliaci. Oh, tu. Andre calmo. No, ragazzi, saliamo! Oliva. Bella palla a cercare Dorta. Vediamo se va fino in fondo. Colpo di tacco splendido a cercare adesso Fiusi in area di rigore. Fiuse col destro. Bravo! Va bene! Occhio a Gala. Rimessa sul secondo palo. Palla fuori. C'è Oliva. Poi c'è una doppia deviazione. Quindi facile per il numero 1 Sergei. Porta palla di Suola. Rapolla. Poi il
Pallone per Oliva, in verticale splendida palla a cercare Dorta, posizione regolare, sempre Dorta il doppio passo, Dorta! Oh Luca! 4-1. Non ho toccato un pallone. Bellissimo il gol e bellissimo il taglio, qui si vede benissimo, c'è un'indecisione tra i due centrali. E per Dorta è molto facile saltare Sergei e mettere dentro il 4-1. Ma c'ero io a sinistra, però ero arrivato in ritardo, ho fatto molto affanno. No, ho fatto bene a tirare, che avrei sbagliato. Perdi le palle Iannace, quindi Fiche, zona tiro. Non tira il 10, quindi prova ad arrivare il pallone che alla fine arriva per Crispo. Ed è sempre lui, sempre Simone Crispo. Non ne penso, lo vedi Simone, ci può stare. E qui la palla, anche qui Gala gli rimane un po' sotto. Bravo comunque sia a crederci Simone Crispo. Gol un po' fotocopia del primo. 4-2. Si riparte 4-2, siamo al 22esimo. Gala. Come? No, però volevo fare il tacco. Ah, ok, colpo di tacco del capitano. Maui. Cost to cost dell'11. Prova ancora ad andare Maui. Bello il pallone, è anche interessante. Una lista di merda, minchia. Fiche. Palla per Crispo. Parte Crispo, velocissimo. Ancora Crispo, in area di rigore. Parte il tiro a rete di Crispo. Cazzo, dai! Dai! Tripletta del numero 9. Ha segnato con il numero 9 Simone Crispo. Si sta facendo vedere adesso la nazionale Creators con la tripletta di Crispo. Se non sbaglio terzo assist di Fiche. Oliva. Splendido cambio gioco a cercare Dorta. Aggancia il pallone. Ancora Dorta, il cross col sinistro. Palla dentro per Miki Rapolla. Ci ha messo pochissimo il Napoli. E ci ha messo poco anche Michele Rapolla. Poi qui Fuse fa una cosa comunque sia un po' strana. Oggi è meglio da tanto. A me no. Il gol di Rapolla, bellissimo anche il cross. Mentre intanto non vedo più Crispo in campo. E poi era stato l'unico che comunque sia insieme a Fiche ha cercato di rimettere in piedi la partita. Qui un po' anche kick-off glitch. Ragazzi, primo tempo fatto con la nazionale Creator. Ora mi porto il mio completino della mia famiglia e al 75esimo faremo questo cambio inaspettato. Dai, andiamo, vediamo se sarà inaspettato. Si vede? Se siamo in tema FIFA, eccolo qui. Torna in campo Crispo, ma con la maglia del Napoli. È stato un cambio, sto dicendo. Laterale con Gala, subito palla per il colpo dentro e c'è il gol di Super Allan. Non ci credo, Super Allan al volo. Bel gol, quello di Super Allan, molto intelligente ovviamente il Napoli Creators a sfruttarlo subito. Mi ha segnato. Io non riesco ai risultati, per la verità. Ciao. Adesso il Napoli ovviamente in controllo. Palla per Antò.
Poi Dorta. Scappa ancora via Dorta. Poi la palla è buona a cercare Fuse. Manca solo lui. Fuse! Mancava solo lui. Gli hanno tirato di tutto. Diego! È per te, Diego! Moscio! Per Moscio! Il gol del capitano. Mancava solo lui all'appello. Mancava solo lui all'appello. Oh, te l'avevo detta. Grande Andrea. Manca solo io a segnare. Diciamo che c'è cosa? con polmone in affitto. Il Napoli è controllo totale della gara. Ancora per Dorta che sta facendo quel che vuole. Poi Fuse alza un campanile, letteralmente quasi fuori dal campo. E poi si spoglia. Palla in verticale a cercare Crispo. Poi attenzione con Di Mauro. Mirko. Poi Crispo. Bello qui il controllo di palla. Lo chiude Lorenzo Roma. E Fuse lancia la bandierina prima. Facendo di tutto il capitano. Prende ovviamente il cartellino giallo. Ma è senza pantaloncini, è letteralmente soltanto con gli scardamuscoli. Ovviamente è uno scenario incredibile. Palla lunga di Gala, che praticamente non ha una rimessa, un rinvio letteralmente. Poi qui attenzione con Mirko F. Col destro ha cercato la doppietta sul velo di Crispo. Ragazzi, siamo quasi per portare a termine la partita. Il mio sogno si è avverato. Cosa hai fischiato? Jacopo ha ripreso un mio gol. Questo è il mio sogno. Mirko. Palla in verticale, splendida a cercare Crispo in area di rigore. Crispo. La prende Sergei, calcio d'angolo. Vediamo se c'è tempo per batterlo. Vediamo se Fuse vuole prendere un altro giallo. Crispo. Palla splendida a cercare il tocco per Sciale. Palla fuori. Che palla che aveva dato. Oliva. Antò. Oliva. Altra palla eccezionale a cercare Crispo. Non c'è fuorigioco. Crispo! Il gol di Simone Crispo al 44esimo. Quarto gol totale per il numero 9. Questo, fidatevi del boss, che io ho l'occhio fuori gioco di 5 metri. E mettila questa, se hai il coraggio mettila. Fuori gioco di 6 metri. Un po' di polemiche per l'arbitraggio, mentre comunque sia finisce così, vince il Napoli Creators, questa amichevole in famiglia. Comunque sia una bella partita. Io vi saluto, è stato un piacere commentare questa partita e ci vediamo al prossimo video. Grande vittoria, vai giù! Con la Master League, ci abbiamo provato anche con la Master Cup, ma il primo trofeo del Napoli Creators è arrivato con queste Euronics Tufano Cup. Hai tu per anche, ti ricordo, cara. Francesco. Però con Napoli Creators sì, hai ragione, hai ragione. Ragazzi, Ce lo allora, battiamo a Cassini? signori, chiudo io questo fantastico evento, questo bellissimo video. Allora ringrazio veramente tutti quanti per essere venuti oggi.
tutti quanti per essere il re di Napoli. Hai ragione, per me è una cosa sensata finalmente. Credo che tutti quanti insieme ragazzi abbiamo messo su qualcosa di veramente molto bello. Grazie alla nazionale per essere venuto e per aver partecipato a questa prima edizione dell'Euronics Tufano Cup. Grazie a tutta la nostra famiglia del Napoli Creators. Grazie a tutti gli sponsor, oltre ad Euronics Tufano, ringrazio anche Mian Sport Village che è il campo che ci ha ospitato per questa edizione di questo primo trofeo. Ringrazio World Tours che ha accompagnato la Nazionale Creators qui e che dopo li riaccompagnerà all'hotel Gold Tower a Gianturco, dove ci sarà una festa tra l'altro. Sarà una grande festa assieme alla Nazionale Creators ed a proposito ringraziamo il presidente della Nazionale e io esigo una cosa, esigo una rivincita per come ha detto il capitano, il signor Crispo, con la squadra seria. Va bene! Ma con la squadra seria, voi non vi portate magari la gente che gioca in promozione in Serie A? No! Tu giochi in seconda categoria, manco fai gol. Voglio ringraziare Francesca perché per l'ennesima volta è stata la voce dei nostri tornei, delle nostre partite. Francesca! Un ringraziamento finale, ma non per importanza, il signore qui dietro, ragazzi. Mirko F. Ragazzi, se non ci fosse Mirko, il monoboccia, il 70%, 80% di tutto quello che avete visto oggi non ci sarebbe mai stato, perché voglio organizzazione top. Bravo Mirko! Ragazzi, ci vediamo con un altro video per dopo, alla festa, perché faremo una festa tutti quanti. Per la prima volta con 100k. Pallo! E Waiu! Ciao! Un capputtino a superarla!